L'attuale ex abbazia di San Pietro e San Vito risale alla fine del XII secolo. Nel 1424 fu ricostruita ad opera dell'abate Maffeo Maffei. Risale a questo periodo il chiostro con doppio porticato sulla parte meridionale dell'abbazia, chiostro che nel progetto originale doveva proseguire anche sulle altre facciate. Con il trasferimento dell'abate Maffei iniziò una progressiva decadenza della sede abbaziale. Nei secoli successivi il monastero fu sottoposto all'abbazia benedettina di Santa Giustina di Padova e successivamente all'abbazia di San Nazario e Celso di Verona. Ma ci furono delle continue tensioni per le decime tra la popolazione locale e i vari abati commendatari. Attualmente l'abbazia ospita la canonica e gli ambienti per attività pastorale. Il lato orientale invece è proprietà comunale e al piano superiore si trova la biblioteca. Sovrastante il lato settentrionale dell'ex monastero si intravede parte dell'antico campanile medievale. Ora, davanti all'abbazia, sorge la chiesa parrocchiale dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia, costruita nella prima metà del XIX secolo, recuperando ambienti e opere precedentemente custodite nel monastero. All'interno, interessante, è il quadro raffigurante la Vergine tra San Carlo e Sant'Antonio di Alessandro Turchi, detto l'Orbetto.